Scatman's World. Ragazzi, siamo su PES 2015 per PC, ragazzi. L'ho preso per PC chiaramente per avere i file option. Hanno detto che la versione PlayStation 4 è migliore. Io ho provato insomma la demo della Play 4, sicuramente la grafica magari un po' più gli effetti di luce, i contrasti, quelli sono sicuramente migliori, però onestamente non ho visto fino adesso delle differenze abnormi tra i due giochi, sinceramente. E comunque preferisco magari avere diciamo qualcosina in meno dal punto di vista della grafica, anche se comunque la grafica per PC è sempre buona, anche se magari può essere un po' inferiore alla PlayStation 4, però voglio i file option. Infatti cioè giocare con il Merseyside Red, il North London, così è proprio inguardabile sinceramente. Buono raga, visto che aveva proprio questo problema delle licenze, intanto volevo cominciare con un campionatino, una Serie A. Siamo solo una stagione per provare un po' il gioco e io mi sono messo la Roma e mi sono creato anche veneziano, però gioco con tutta la squadra, ma anche con il Comendone come punta di diamante della squadra. Buono raga, andiamo, prima partita, prima giornata, Empoli-Roma, quindi una partita assolutamente da vincere. Andiamo ragazzi. Benvenuti, andiamo. Finalmente ricomincia il campionato, l'attesa è finita. Quanto, dobbiamo aspettare un pochino. Andiamo ragazzi, Empoli-Roma, si parte ragazzi. Vediamo un po'. Ragazzi, purtroppo mi sono dimenticato di settare l'audio, chiaramente quindi sto registrando, cioè se sentite che sto registrando sotto con l'audio in diretta, però purtroppo sente pianissimo perché mi sono dimenticato di cambiare le impostazioni all'audio del gioco. Quindi io a questo punto parlo un po', guardiamoci la partita e parlo un po' però anche del gioco che anche se versione PC devo dire che mi è piaciuto, nel senso sicuramente non sì, magari graficamente ecco la Next Generation ha delle cose migliori, per comunque il sistema di illuminazione, la profondità di campo, queste cose qua sembrano migliorate, cioè migliori su console, però comunque siamo sempre su PC, quindi la grafica non è mai scandalosa, anzi. Però devo dire che il gameplay è molto divertente, anche a parte qua la stronzata degli arbitri che sono veramente severi, e vedremo dopo il perché, però il gameplay mi piace, è divertente. Diciamo che PES rispetto chiaramente alla merda del 14 che a me proprio non è piaciuto, adesso veramente il gap si è ridotto, anche perché FIFA purtroppo quest'anno ho visto che sembrava una bomba, invece ha dei bug spaventosi, me ne sto rendendo conto anche online, anche su Pro Club col bode, proprio ci viene che poca voglia di registrare perché succedono cose abbastanza particolari. Poi il momentum si vede sempre di più purtroppo. Attenzione qua, Berrava De Santis. Niente, si tocca fare la telecronaca indifferita che io non amo. Attenzione, ho fatto il Comendone, eccolo qua. Il Comendone in tutto il suo splendore, ragazzi, ecco i capelli, sono tanti di quei capelli che sono veramente stupendi. L'editor di PES è sempre di primo ordine. Ma niente, io comunque il gioco l'ho preso su questo sito King una roba del genere, se non mi ricordo neanche il nome, che praticamente l'ho pagato 25 euro, sinceramente una buona cifra, mamma mia. Attenzione, Nainggolan, missile. Guarda se devo, per fare sesso devo ricommentare una partita, che ho già, anzi 2 partite che ho fatto, che ho già commentato, perché il Comendone è coglione, non si ricorda di settare l'audio. Che pippone. Qui io vorrei togliere quella schermata la schermata sopra con tutti i vari punti che faccio con le varie cose, perché mi sta un po' sul cazzo ufficialmente. Prova la soluzione in profondità. Tanto sto parlando anche sotto, vai, doppia adesso non si capirà un cazzo con la doppia comenda, ma sinceramente chi se ne fotte. Dai Roma, in casa del Castellani bisogna vincere, il Castellani, attenzione il Gervi, mamma mia Gervi cosa fa? Attenzione, ma Olebas, Totti al volo, il capitano, Totti, 1-0 Roma. Mamma mia cosa ha fatto il Pupo, ragazzi, cosa ha fatto il Pupo? Gervinho, tiro bellissimo, parato, arriva Olebas di gran carriera, tac, dai mettila, eccolo qua il cross e Francesco di sinistro, ragazzi, il Pupo, 1-0 Roma. Buono. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita. Primo gol ufficiale su PES. Verticali di concentrazione.
Primo gol ufficiale. Non vedo l'ora di vedere comunque che PES Edit possa sfornare subito Pazza, anche perché quest'anno c'è la Serie B e diventa un mito. Mi piacerebbe cominciare, che sarà la modalità che voglio fare, che me la chiedete in 50.000, la voglio fare con una squadra di B, sinceramente. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Prova a saltare. Speriamo che il prima possibile sicuramente li basterebbero almeno i loghi, dopo i giocatori, vabbè, insomma, li sistemiamo anche noi, non è un problema, però i loghi sono fondamentali, le magliette, se no non riesco proprio a giocare onestamente. Attenzione. Attenzione l'Empoli qua, si cerca di fare un po' di gioco, ha bisogno di trovare, come si dice, di trovare il gol, perché comunque in casa neopromossa vuole far bene. Attenzione Verdi, mamma mia Verdi, vede Santis qua, cosa fa il Desa? E così, comunque il gioco mi ha fatto una buona impressione, veramente, avevo provato anche la demo proprio per sicurezza e l'ho preso volentieri onestamente, perché secondo me come si dice, con i file option il gioco chiaramente va a guadagnare tantissimo. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento. E chiaramente su console non c'è questa cosa, nel senso, sinceramente per carità magari implementeranno la cosa, anche perché per esempio su WWE sarà un po' un problema senza le penne USB, perché non posso mettere le varie canzoni dei lottatori, tipo se voglio creare Goldberg o Eddie Guerrero così via, anche se vabbè dopo non posso neanche metterli in game perché dei copyright, quindi alla fine sinceramente chi se ne fotte, vabbè vedremo dai. Comunque non avere i file option, cioè su PS veramente purtroppo un problema tanto grosso. Speriamo di vincere questa prima partita fuori casa, queste maglie nere che mi gasano. Ho scelto la Roma perché mi piace come squadra, giocatori che mi piacciono molto. Attenzione qua l'Empoli, bravissimo Nangio per fare la cappella. Mamma che fatica di commentare la partita, cioè veramente. Solo io posso fare questi maneggi ragazzi, only come. Occhio. Buttiamola via, Fioi, buttiamola via. Bravi. Juani Turbe. Ecco la telecronaca, mi sembra l'anello debole del gioco, proprio Caressa, secondo me. Proprio, cioè, la proprio sfiga, li fanno fare le telecronache più di merda. Gervinho. Sbaglia tutto. Qua un po' di sostituzioni. Quindi non commentare in diretta è proprio brutto secondo me, cioè, purtroppo a volte capita quando faccio gli errori con il file audio perché proprio vado di registrazione veloce e mi dimentico. Qua c'avevo veramente giocatori massacrati, e i Turbe l'ha distrutto, anche Totti, che insomma Totti non è proprio giovanissimo, il colosso Maicon, cioè, grande Maicon. Mattias. Michelik 40. Mattias Vesinos. Danielotto, bravo Danielotto. Gervinho, l'uomo dai capelli meravigliosi. De Rossi dai per il Comendone, il Come di testa! Vogliamo il primo gol di veneziano, lo pretendiamo. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Vogliamo il secondo gol. Occhio Big Mac. Molto bene. Allontana il pericolo. Sponda veneziana, non è, come non esce la sponda, vergogna. Sono 1,92 m, cazzo, mi sono cercato di fare il più possibile reale alla realtà, anche se è chiaro che attenzione, mi piacerebbe giocare bene come è così, quindi mi sono fatto diciamo non velocissimo, potente, bravo di testa nel gioco aereo, robe così, mamma mia quanto ho rischiato qua, non mi ricordavo neanche questa azione. Beh, tutti possono sbagliare. Qui secondo me si è fatto sopraffare. Poi ti riposo come andiamo perché veramente registrare non in diretta è ancora peggio, perché sei concentrato solo sul commento, è veramente duro, infatti c'è veramente i video non in diretta proprio non mi piacciono. Guardate, Riceve in ottima posizione. L'Empoli vuole assolutamente il pareggio, ma la difesa della Roma è granitica anche senza il Bena. Manca poco, ormai il Comendone non si è visto tanto purtroppo. Il tempo passa. I minuti scorrono veloci. La Roma deve resistere ancora qualche istante. La Roma, Roma mia, grande.
Dai che può arrivare la prima vittoria ufficiale. Dai che può arrivare. Bravo comandone, bella sponda. Nainggolan fa il cappellone. Fischia, lo torniamo a casa e si va a vincere 1-0, prima vittoria. Molto bene. E De Rossi esulta il capitano dell'Asse Roma. Anche sul piano strettamente psicologico. È una vittoria arrivata. Non poteva esserci esordio migliore Sì, per loro. infatti, grande 1-0 al Castellani. Per il resto della Ok, milione in campo Totti, comunque siamo già alla seconda partita. Attenzione che devo abbassare qua. Non capisco niente. Occhio Fioi. Ok. Qua ho sintetizzati, ci siamo tornati agli highlights, qua. Vai il comandone. Vai il comandone, niente da fare. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Cume. Vai Totti, vogliamo un bel cross, pupo. Era pupotto. Era pupotto. Per Veneziano fuori! Cosa ha sbagliato il Cume, ragazzi? Cosa ha sbagliato il Cume? Brutto errore. Con le nostre immagini passiamo al 64esimo. 3 cambi per la Roma. Ho messo Ljajic destro per Veneziano, che non mi è piaciuto sinceramente Veneziano. E poi cazzo ho messo, non mi ricordo neanche più, a Pjanic per Totti. Ha ammonito chiaramente. Ecco, questo è proprio l'unico problema che finora ho riscontrato, che gli arbitri sono veramente cattivi. Arriva ovviamente anche il cartellino giallo. Gli arbitri spaccano i maroni. Ancora 0-0 purtroppo. Pjanic. Brutto errore di Pjanic. Cerca la profondità. Destro. Bello, bravo, destro. Vai Pjanic. Vai Mira. Vai Miralem. Gervinho, l'uomo dei capelli stupendi. Gervinho. Si è liberato Fuori bene. di poco. Peccato per la conclusione non molto precisa. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da Che lo posizione riposo, molto ragazzi, mutilata. perché non ce la faccio più. Questo è proprio un Registrare giocatore 2 che volte consecutive lo stesso video è un po' una rottura di coglioni. Devo ricordarmi di mettere a posto l'audio, cazzo. Pjanic. Deviazione. E purtroppo non è calcio d'angolo. Mi ricordo che qua ho bestemmiato in croto antico. Dai ragazzi, un golletto. Però fino adesso non sto subendo tanto, di questo sono soddisfatto, insomma, dai. È già positivo questo. Dai ragazzi, attenzione, no, ma che passaggio è, Fioi? È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con bravo l'anticipo. Cress. C'è la verticalizzazione. Manca poco ormai purtroppo. Eccolo qua. Eccolo qua, il secondo giallo per Astori. Brutto intervento, sarà calcio di punizione, attenzione perché c'è il secondo. Ecco, l'erba giallo, da vicino è molto bella. Giallo, e dunque il giocatore va sotto la Ecco, doccia. sotto la doccia. La sensazione è quella dell'infortunio. Mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Ma stai zitto, Caressa. Strootman. Dai, Fioi, che andiamo. Manolas. Mancano solo 5 minuti. 5 minuti, tentiamo il miracolo. La situazione. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Mancano 3 minuti, attenzione, attenzione, Perotti no. Grande Manolas. De Rossi. Ancora errore, quanto non gioco troppo male sta partita. Intanto il tempo passa. I minuti scorrono veloci. De Santis tenta, ecco, i rinvii sono stupendi, cazzo, a livello estetico sono proprio belli. Gervinho prova la sponda, non ce la fa. Gervinho ci prova. Niente da fare. Finisce qua 0-0, però almeno dai, nessun gol subito, 4 punti. Buono. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0. 4 punti, non male. Una partita vivace. Adesso dobbiamo andare con le immagini nella classifica. Eccola qua. L'Inter 6 punti, noi siamo a 4, Milan e Juve 3 punti, hanno perso le prime 2. Niente raga, un saluto al comandone veneziano, mi dispiace per l'audio, ho dovuto farlo così perché me l'ho dimenticato, non si sentiva niente. Un saluto al comandone veneziano. Ciao!
Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.